Ed eccoci qua, incredibile ragazzi, col Bonso, dopo un anno, ad aggiornarvi delle nuove novità. Il Bonso ormai si diventa, cioè sto anno ti ha fatto cacao, hai fatto una ascesa incredibile, no? Cosa ne conti tu? È conto che ho registrato parecchie canzoni quest'anno come che non ho mai fatto Aspetta, noi fare un saluto intanto agli amici. e saluto anche i miei fan e le mie fan. 2 marzo è un mese che è giusto che sono tornato dall'ospedale di Dolo perché non ho avuto dei problemi Volevo, mentali, fisici, volevo arrivare dopo anche là, insomma. che non stavo tanto bene, adesso stavo meglio Vuoi che e ne mi parli? sento più forte di prima. Vuoi che ne parliamo già di questa cosa? Perché il Bonso, diciamo che ha avuto un piccolo problema tecnico. Io mi ricordo, si è andato in ospedale il 23 di gennaio Sì. perché dovevamo fare il video con Di No, il e 24 gennaio, non 23, il 24. 23 era venerdì. Sì. E 23, forse no, 23 di No, il Sindà. 24 che era il venerdì. No, no, il 23 c'era venerdì, tu mi. Ok. Fidate, perché il 22 c'era Gioba. Sì. Che e ora vi spiego vi racconto un attimo la situazione di come l'ho vissuta io. E ora, il 23 dovevamo fare il video con Dipre, con i Fioi, col Monti, Iron Rizzo, eccetera. Il giovedì, io ero tutto a posto, il giovedì inizia a chiamarmi in panico. No, se può dire che te vuoi vendere a casa, che casino, sai che ti ha combinato su, che sei in Sì, panico. ero andato un po' in panico, sì, è A vero. vendere a casa e vendi qua, vendi là, la sera mi chiami alle 10 di sera e fare che devo andare da di pre, fare che dobbiamo, ti vengo a prendere domani alle 8, fa ma sono le 10, sì ma è 8 domani mattina, tu no è 8 della sera, ti gatta cacciamama, ti sei in delirio, ti ricordi cosa è successo quella sera là? Se ti va di raccontarci. Mi ricordo poco perché dopo sono andato in ospedale, mi hanno dato perché non avevo neanche dormito la notte, ero nervoso, avevo litigato a casa con la mia famiglia e mi hanno dato delle gocce per dormire. Tu, Adesso sto bene, mi sto riprendendo un po' alla volta. te alle 3 e mezza c'eri in bar, che ti mi hai scritto vieni a prendere, sono in bar, te mi mandavi gli audio, i video, un casino che a sera là. Sì, ero in bar, ma era chiuso. Ah, appunto perché già alle 3 della notte. Sì. E dopo, il giorno dopo sei finito al portico, no? Ad Olo, ti Sì, sono ricordi? arrivato al portico al Dolo e da là mi hanno portato con l'autobulanza al pronto soccorso, dopo in ospedale a Dolo. E sei stato là 2 settimane. Non ero stato lì 10 giorni. Secondo me qualcosa in più, No, sai. no, 10 giorni, 10 10 giorni. giorni sei tornato là. Sì. E dopo là cosa ti hanno fatto, ti ricordi? Mi hanno dato delle gocce per dormire, mi hanno fatto esame del sangue, di urina e mi hanno trovato che tutto a posto. Beh, Io sono insomma, andato poi in balla a Palalco anche. mi ha detto tua cugina che non era tutto massa a posto e analisi del sangue, che sono. No, no, non mi hanno trovato niente per fortuna. Per fortuna. Comunque dopo, vabbè, non vi racconto cosa è successo il giorno dopo della mattina o vuoi che lo raccontiamo? No, quello Dai, no. meglio di no, cosa che ho trovato la mattina dopo casa sua è un altro discorso. Comunque ti volevo chiedere, no, dopo un anno che siamo tornati in attività, dopo più o meno 2 anni di fermo, come, come ti rivedi un anno fa, confronto adesso, in questo percorso qua, come sta andando? Rispetto a un anno fa sto andando meglio perché sto facendo più cose. Ok, hai avuto dei riscontri ma anche dei tuoi fan, no? Tanti ti scrivono. Cosa ne Sì, pensi di sì. queste cose qua? Tanti mi scrivono, ma ci sono anche dei commenti non belli che mi hanno fatto leggere, ma quelli li evito. Che commenti è che ti hanno fatto che li hai evitati? Che commenti sono? No, che la gente mi insulta su YouTube che mi ha fatto leggere, ma non ho capito molto perché c'era scritto No, ma di un solito po' non di è tutto. che ti insultano tanto. Il Monti riceve molti più insulti di te. Però sai cosa? Alla fine neanche a figa che piace a tutti, quindi è ovvio che non puoi mai piacere a tutti. Però diciamo che è il 90% mi pare gente che cioè, ti pompano. Sì, 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 90% sì. Che la gente che comunque, sì, ovvio che è sempre che il commento brutto anche a me li fanno, a tutti li fanno, Sì, quindi insomma è normale. Quindi comunque hai molto sì. un seguito positivo, insomma. Comunque ho fatto anche di amici nuovi in ospedale, quindi va bene. Adesso Eh, domani mattina mi vedo
con due amici e un'amica. E sei riuscito a rimorchiare anche in ospedale. Sì, Aspetta, in reparto psichiatria, attenzione, il Bonso ha rimorchiato due ragazze, giusto? sì. Ti va di salutarle, di raccontarci com'è andata? Non ho proprio rimorchiate io, sono venute loro da me Beh, e logico. ci ho parlato, uno l'ho fatta calmare, l'ho fatta sorridere perché Ciao, piangeva e a casa aveva problemi con i suoi genitori come che avevo io. giusto? E lei sorrideva perché non voleva mangiare, cambiava sempre cibo e adesso sorride e è molto contenta. Ho E capito. l'altra invece aveva il moroso da 10 anni, ma diciamo che lo vedevo come un fratello, ma adesso è un bel poco che non lo sento più. Ho capito. Ascolta, io volevo chiedere se ti ricordi, prima che ci conoscessimo, prima che facessi le tue canzoni, ti ricordi com'eri? No. Come no? Vabbè che sono passati 10 anni. No, ma tipo la vita che facevi prima, se facevi già video, facevi musica, facevi qualcosa prima che ci conoscessimo, ti ricordi? No, non ho fatto niente. Niente, perché mi ricordo che Alex che mi aveva consigliato di contattarti, insomma, che ti ha fatto anche lui cantare, cioè comunque non facevi niente, non ti ricordi se facevi qualcosa? No, quello che ti ha consigliato è stato Bonanno, il poeta, Sì, è vero, sì. che ho letto sul commento che le voleva vedere il poeta che cantasse di nuovo, Sì, però lui se la tiracchia un pochino ultimamente, il poeta. che non l'ho neanche più sentito da 4 anni a sta parte. Dopo gli mandiamo un messaggio, casomai. Però non ti ricordi cosa facevi prima? Cioè, comunque 10 anni fa ti piaceva già cantare, ballare, facevi già qualcosa? Tipo, io mi ricordo quando che sei stato intervistato con Di che hai fatto la mossa del Cobra, mi sa che dovevi ancora fare le canzoni, sai? No, lo dovevo ancora fare le canzoni, non Eh, ho fatto niente. però dai, facevi la danza del Cobra. No, ma quella l'ho fatta. Mi è venuta una volta sul locale all'Orange e basta. Ti va di raccontarci com'è nata la danza del Cobra? Non è proprio una danza, mi piaceva far ballare in quella maniera, musica goa e basta. Ah, perché andavi a ballare Goa, ho Sì, capito. E invece con le ragazze come va? non bene. Come non bene? Sento che eri rimorchiato con i in ospedale. Ma qualche avventura con le ragazze ultimamente? No, avventura no, ho fatto amicizia e basta. Ah, ok. E invece col lavoro mi dicevi che stai per diventare ora... No, sto cercando, mi stanno dando una mano di assistenti sociali del Ah, comune. ok, quindi inizierai a fare cameriere, barista, no? Cos'è? Mi dicevi prima. Cameriere o lavorare in fabbrica, dipende cosa. Ma mi hai detto prima che dovevi fare stage da cameriere. Sì, ma non dipende da me, sono loro che mi devono Ah, trovare lavoro. ok, ok, ho capito. Ma quindi con le ragazze niente ciò, perché giustamente mi chiedevano i tuoi fans che un anno fa, ora tu dovevi sposarti. E detto te. Sì, questo è vero, ma mi ha dato per messaggio. Ah, ti abbiamo dato per messaggio, devi sposarti. Sì, in dicembre comunque no adesso. Appunto, quindi tu dovevi già essere sposato. La mia prima è tempo. Che adesso vuole tornare con me, gli ho detto guarda che non sono mica stanco a Bauchi, ho detto guarda che no, ho 5 anni più grandi di te, non sono scemo. Ma ti va di raccontarci come è finita questa storia? E mi ha scritto per messaggio, ha detto hai la casa piccola, non ti voglio stare più con te, ha detto che ti voglio mollare. Ho detto ma se non hai mai visto la casa nuova, come fai a dire che la casa è piccola? Scusa? Sì, perché una volta avevi una bella casa, grande, Sì, dopo ti si sì. dà in appartamenti, insomma, ecco. Altri fans mi chiedono, ma secondo te qual è il segreto del tuo successo? Perché piaci tanto alla gente? Perché tutti sti fan secondo te? Qual è il tuo segreto? Ma io non ho segreto, il mio segreto è la simpatia. Dici che è la simpatia? Eh sì, Quindi tu sì perché forse sei spontaneo, dici. sì. Qual è la cosa che più ti piace esprimere con le tue canzoni? Anche quando mi mandi i testi, che mi scrivi i testi, cos'è che ti ispira di più? Cos'è che ti piace raccontare? Se dovessi scegliere una tua canzone ideale, anche con un tuo sound, quale sarebbe secondo te? Di solito mi vengono le canzoni quando sono sotto la doccia. Ok, ma di cosa ti piace parlare? Cioè, ti piace più parlare delle ragazze, del bere, di far festa? Cos'è che ti piace di più?
fare feste, stare in compagnia, e stare con gli amici e stare con tante amiche. Ok, ma tipo là in bar, quando vai in bar ti è mai venuto in mente qualche canzone particolare? Non so, qualche testo che ti è piaciuto, che ti hai... No, in bar no, ma qua ero a casa. Ero in bar che le scrivevo, ma qua ero a casa le cantavo Ma sotto la c'era voce. qualche situazione che magari ti ispirava a scrivere qualche canzone, ti ricordi? Ma in bar no. Ah, in bar no, non ti ricordi. Ok. E, e quindi secondo te piace perché dici sei spontaneo, sei simpatico, insomma. Sì. Ok. Qual è invece, cos'è che volevo dirti? Cioè, cosa vorresti fare sui tuoi progetti futuri? Cos'è che ti piacerebbe fare? Magari anche per le persone che ci guardano, se magari hanno, che ne so, un bar ti vuole chiamare, un pub, oppure anche, che ne so, un È il mio ristorante, sogno cantare in gruppo. in un gruppo, Sì. ma in un gruppo tipo in una band? In che Sì, senso? una band di 4 persone. Che ognuno suona uno strumento? O no? In che senso? Che ognuno suona il suo strumento, sì, Perché diverso. siamo già un gruppo X-Lab, comunque Sì. siamo già il Monti Ale, però tutti quanti cantiamo, diciamo, no? Sì. Giusto? Però ognuno suona strumento. Ma mi piacerebbe che imparassero a suonare la chitarra, per esempio. Ti piacerebbe a te suonare la chitarra? Sì, quella elettrica. Ah, ok. Ognuno suona una chitarra elettrica, ma di colore diverso. Quindi un gruppo di 4 persone, tutti con chitarre. Sì. Nessuno con la batteria, non la pianola, niente. Potrebbe essere un nuovo gruppo. Come ti piacerebbe chiamarlo questo gruppo con tutte le chitarre elettriche? Spiegaci sta roba delle chitarre I, elettriche. i chitarristi. I chitarristi, nuovo gruppo del Buon Sol Cobra, tutti con chitarra elettrica di un colore diverso, quindi. Sì. Ok. Anzi, in quattro e anche un batterista dietro con bella batteria fatta bene. Spiegaci meglio sta roba qua. E ora ci vorrebbe 4 persone. 4 persone ci sono. 4 persone che suonano la chitarra, però se 2 ragazzi e 2 ragazze. Ok. E dopo ci vuole anche il batterista. Ok. Quindi. Magari è un batterista riccio che ogni riccio è un capriccio. Ok, ok, quindi 5 più T6 che... Ah no, perché anche te suoni la chitarra. Sì. In Ok, 5. ok. E vuoi chiamare questo gruppo i chitarristi? Sì. Però quello che volevo chiederti, magari per gli amici che ci guardano, che magari ti vorrebbero a qualche serata o suonare in qualche locale, come possono, cioè ti piacerebbe, come possono contattarti? O anche semplicemente qualche ristorante, magari vuoi fare qualche sponsorizzazione, se vuoi Mi raccontarci. possono contattare su Angelo Cobra su Facebook. Se Angelo Bonso, ma Facebook tu ancora Angelo Cobra, te ga. Aspetta che si andrà a vedere. Sì, Angelo Cobra con la K. Vediamo. Ah, se è vero, sì, perché il Bonso, attenzione, ga, quanti profili Facebook ti ga? No, l'ho bloccati stati. Mettete ben in centro del Li ho coso. bloccati stati Facebook profili Aspetta, perché perché ogni volta che il Bonso si dimentica la password, no, fa un profilo nuovo, giusto? sì. Ok. Guarda figa che ti ga, cazzo. Quante fighe che hai detto. Oh, ma aspetta, sono curioso, facci vedere quante tipe ti scrivono. Guarda, buongiorno amore, voglio limonare insieme la mia ex, anche no. Quante, ora vediamo, aspetta, fermo un attimo. Quante che ne hai detto? No, 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 volevo solo vedere. Ora, scusa, aspetta, sta buono, vai su WhatsApp. Non leggo i cognomi, però attenzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guarda, tose. Ma scusa, atta fermo che sono messo. Ora, Asia, scusa, Laura, Eva, Marianna. Questo non ha neanche il numero. Perché ti vuoi bloccare questo? Così. Giuliana, Lisa, Elisabetta, Emiliana, che sboro, Teziga, Anche Frida, se poche, e che ne avevo, sull'altro telefono ne avevo 150 numeri di ragazze. pensati. Infatti io qua il tuo quarto numero di telefono da 10 anni che te conosco praticamente. Buon dai, e vuoi raccontarci qualcos'altro? Qualche tua avventura, qualche ragazza? Ma ultimamente non ho avuto avventure, ho solo la rompicoglioni cioè la rompiscato della mia ex che mi scrive, ma le do retta solo perché non ho niente da fare a casa.
Ah, ho capito, ma cos'è che ti fa sta tipo? Vuole tornare con me, ma io non voglio. Mm, ho capito. Sono stato scottato 3 volte e basta. Ma è quello là che ti dovevi sposare con questa qua? Eh sì, Ho capito. Però nel frattempo, ma a lei non le hai mai fatto le corna con tutte le ragazze che hai? no. Ma cosa sei pieno di il tipo che ti scrive? Scrivere è una cosa e fare è un'altra. Ah, ok, ok, ho capito. Ma tra te, Alex e Monti, chi è che ha più ragazze secondo te? Secondo me Alex X. Sì? Sì. E il Monti? Ma non ho mai visto con una ragazza. Mm, ok. Vabbè, dai, Angelo. Vuoi salutarci o raccontarci qualche altra storia? Qualche altra, non so, se vuoi raccontare qualcosa che ti è capitato, magari che No, al momento non mi è capitato più niente. hai avuto insomma sto piccolo insomma incidente di Sto. percorso, Sì, sto blackout di percorso, sì. E spero che non capiterà più. ma non ti ricordi perché ti era capitata sta cosa qua, no? No, 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 no. No, non ti ricordi. Vabbè, insomma, adesso quindi cosa fai? Quali sono qual è la tua giornata tipo ora? O se qualcuno, non so, ti vuole venire cioè, non so, O può andare via con amici a fine settimana o guardare a casa la TV o giocare magari una serata con molta comoda alla PlayStation ok? e registrare qualche canzone nuova, basta, e fare qualche testo nuovo. Giusto? Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata qui con Buon Sol Cobra. E con Mark Barrel. Esatto, vuoi salutare le tue fans? Saluto tutte le ragazze di Piova di Sago e di Dollo e anche quelle di Santa Maria Assunta. Ciao. Solo ragazze. Sì, solo donne che precisiamo.